Gianira, è arrivato il momento anche di cambiare pilota, in questo caso non ci sarà Matteo, ma ci sarà la bella soddisfazione di correre con Gianluca Cella alla gara di casa. Sì, esatto, adesso sono ormai 4 anni che non posso fare il Carnia perché, potrei, però sono fedele a Matteo e di solito lo aiuto magari in qualcosa a livello di organizzazione, o comunque lo aiuto il giorno della gara, e quest'anno ho avuto l'occasione di poter correre di nuovo la gara di casa, e quindi sempre con la benedizione di Matteo, se no non sarei andata. Allora mi ha lasciato, e quindi insomma sarà per me una nuova esperienza assieme a Gianluca, che comunque ci conosciamo da una vita, siamo praticamente cresciuti assieme, quindi sicuramente è una bella esperienza da fare, insomma. Poi te di gare ormai ne hai corse parecchie anche in contesti al di fuori, diciamo, della nostra regione. Questo vuol dire avere anche una bella esperienza da portare nella gara di casa. Sì, questo è tutto grazie a Matteo, perché comunque è stato lui che, diciamo, mi ha presa su con poche gare alle spalle e mi ha dato la possibilità di fare esperienze anche al di fuori della solita gara di casa, appunto, che è il Carnia. Quindi sono sicuramente, io mi sento pronta a qualsiasi avventura. Delle gare che hai corso, quella che ti è restata più in mente, quella che magari hai corso con più passione, che ti ha fatto divertire di più, ad esempio? Il Piancavallo di 2 anni fa, quindi 2021, perché intanto ho perso la paura della pioggia, perché io avevo paurissima della pioggia, e invece insomma Matteo mi ha dato modo di togliermi questo pensiero dalla testa, e dopo anche perché è stata la gara dove comunque nell'ultima prova, che diluviava tantissimo, abbiamo fatto il primo tempo assoluto in prova, e dopo abbiamo vinto la classe e siamo arrivati terzi assoluti, quindi è stato un mix di emozioni, di sensazioni bellissime. C'è qualche ragazzina giovane che ha il sogno di fare la navigatrice, che magari ti viene a chiedere dei consigli perché ti vede come una che sta realizzando il suo sogno? Sì, mi è capitato magari con ragazze comunque qua della zona che mi hanno chiesto consigli, e una ragazza addirittura l'ho fatta iscrivere al corso con Rally Sport Gemona. E sempre durante la prova pratica di questo corso navigatore ho avuto anche un'altra ragazza che mi ha chiesto qualche consiglio, che tra l'altro in teoria dovrebbe fare anche il Carnia, quindi sarò contenta di poterla aiutare, perché in teoria saremo in classe assieme, e quindi spero di poterla aiutare, quindi comunque mi fa piacere poter aiutare. C'era un sogno nel cassetto di correre un rally particolare, immagino tu ce l'abbia. Forse il mio sogno più grande, però con calma, sarà quella un domani di spostarmi dall'altra parte, no? Nell'altro sedile, e sicuramente inizierò col Carnia. Però anche, correre un Monte Carlo, ad esempio, non sarebbe male. Quello sì, quello dobbiamo dirlo a Matteo. Dobbiamo dire a Matteo che si organizzi per fare questa avventura. Un cambio perciò con 106, penso, assieme a Gianluca, perciò si cambia un po' anche regime di note, immagino. Sì, comunque sì, poi comunque torno all'origine, perché ho iniziato proprio in N2, quindi sono anche contenta di tornare alle origini, e quindi insomma è comunque una sfida anche per me, perché appunto è totalmente diverso da quello che fino adesso ho fatto con Matteo, quindi è una bella sfida e sono pronta a portarla a termine nel migliore dei modi. Rally Valli della Carnia, ormai ci siamo, manca una settimana, tra l'altro le iscrizioni si chiudono questo lunedì. Sì, manca una settimana, stiamo finendo i dettagli dell'organizzazione, abbiamo prorogato di 5 giorni le iscrizioni per cercare di avere il massimo degli iscritti, visto che quest'anno è un po' di crisi generale in tutta Italia, e speriamo che negli ultimi giorni di avere ancora qualcuno che viene a fare la nostra gara. E poi si parte il sabato sera, molto attesa quella prova che parte veramente dal cuore di Ampezzo, una prova speciale che ormai viene attesa anche e soprattutto forse da chi non segue direttamente il rally. Sì, diciamo questo ormai è un format che secondo me funziona,
e lo portiamo avanti già da qualche anno di fare la prova, io la chiamo spettacolo, che alla fine non è spettacolo perché è una vera e propria prova speciale. Parte dalla piazza di Ampezzo e va per 2 chilometri fino all'abitato di Voltois. Ci sono dei tornanti dove il pubblico può apprezzare i vari freni a mano, i numeri dei piloti, quindi c'è sempre molta gente. Si parla anche molto di amministrazioni che sono vicine a un evento come questo, ma non è scontato. Non è scontato, in Carnia io sono orgoglioso di questo perché litigano per avere il rally nel proprio comune. Infatti sono in difficoltà ogni anno nel scegliere le prove perché se vai da un comune magari l'altro se la prende, quindi ogni anno la scelta è difficile, però sono contento perché alla fine ci stendono il tappeto rosso e questo agevola di molto tutta l'organizzazione burocratica. Parliamo della prova del Duron, molto attesa perché è un territorio che ha vissuto per tradizione molto di rally, con prove che hanno fatto la storia e che c'era dentro appunto quella del Duron, non so, mi viene in testa l'Alpi Orientali di tanti anni fa, anche il Piancavallo, oltre che ovviamente il vecchio rally della Carnia. Sì, diciamo che il Duron è una prova storica nel Triveneto e l'abbiamo voluta riproporre dopo 15 anni, 2 anni fa. Ai piloti piace molto e quindi perché no, continuiamo anche quest'anno, e anche quest'anno è confermata la partenza in piazza, che fino all'ultimo avevamo un dubbio, però partiamo in piazza in paese e a me piace portare il rally anche nei paesi. Magari tanti dicono che portiamo un po' di disagio, invece vedo che avvicinare la popolazione a quello che è il nostro sport secondo me funziona. Come numero di iscritti e della scuderia tua, il Carnia Pistons, come siamo? Diciamo che può essere una gara sociale quasi, perché siamo arrivati a 17 iscritti e ho già avvisato che quest'anno la Coppa di Scuderia deve essere nostra, se no il prossimo anno li mando tutti a casa. Poi altre sensazioni di chi magari ha già affrontato questa gara, ritorna sempre volentieri, spesso anche facendo tanti chilometri, questo è anche, immagino, per un organizzatore una bella soddisfazione. Sì, sono contento. C'è un equipaggio della Toscana che viene ogni anno, ci sono vari equipaggi anche dalla Lombardia. Ad esempio oggi ho ricevuto una mail da un equipaggio di Verona che purtroppo non può venire, mi ha scritto una mail ringraziandomi per il lavoro che facciamo, che gli dispiace molto, ma è una gara apprezzata che sicuramente il prossimo anno verranno e ci fa i complimenti per come la gestiamo e la organizziamo. Da organizzatore non puoi correre, ma se dovessi affrontare una prova speciale di quelle proposte quest'anno, quale sceglieresti? Beh, sicuramente la Val di Lauco, che è la prova che farà la gara perché sarà riproposta in 3 passaggi ed è una prova da mondiale. Difatti anche il team Toyota URC l'ha scelta per un piccolo tratto per fare i propri test in vista del rally di Monza e ci hanno fatto i complimenti per la tecnica di queste strade. Quando ti rivedremo poi al volante di una gara, chiaramente non la tua? Beh, sicuramente al rally dell'Alpi Orientali e poi assieme alla mia navigatrice Gianira penso di fare, quest'anno voglio fare più gare possibile perché l'anno scorso non abbiamo corso, si può dire, e quindi cerchiamo di fare le gare di zona più qualcos'altro fuori. Con la tua Clio Gruppo A, immagino? Con la mia Clio Gruppo A che forse dovrebbe essere a posto, altrimenti con la Super 1600. Tolto un po' di ruggine. Sì, tolto un po' di ruggine. Senti, tornando invece a quello che è stato un po' l'inizio polemico, diciamo, la volontà anche di riguadagnare il coefficiente 1,5 sul campo di gara a livello organizzativo. Sì, diciamo è stata un po' la polemica perché ci siamo sentiti un po' messi da parte senza motivo e poi ho capito che alla fine un po' anche la politica gioca il suo ruolo e quindi bisogna dargli contro, organizzare le cose perfettamente in modo che poi anche la meritocrazia ci premi. Speriamo sia così.
Gianluca, allora gara di casa è sempre un effetto particolare correrla, perché immagino tu tante prove le conosci passandoci normalmente da un valore diverso rispetto a uno che magari viene da fuori. Beh, la gara di casa è sempre la gara di casa, le prove sono bellissime e un'emozione perché comunque appunto nasci col Re della Carnia, quindi aspetti tutto l'anno per correre questo rally qua e dopo l'atmosfera che dà questo rally è entusiasmante perché partire, mi viene in mente la prova di Voltois immerso nelle persone, qualcosa di spettacolare. E poi qual è quella che magari si addice di più alle tue caratteristiche di pilota come prova? Ma allora, secondo me la Duron non è male perché comunque mi sono sempre trovato bene in tutte le edizioni che ho fatto e quindi lì posso fare qualche cosa di buono, però la Fusea è tanta roba. Tuo avviso, quanti mancheranno in classe per il problema, diciamo, dei serbatoi quest'anno al Carnia? Ma secondo me, per come sento un po' in giro, un po' di gente c'è. Cioè, io penso che tutti forti ci siano e sono dell'idea che tante persone noleggino anche la macchina solo per correre il Carnia, quindi mi aspetto una battaglia in N2 importante. Poi è una classe propedeutica per alcuni, di arrivo per altri, vuol dire che c'è di tutto, cioè dal meno esperto al pilota più affermato. Questo vuol dire anche avere dei riscontri perfetti per quello che appunto è il proprio modo di condurre una vettura. Hai dei riscontri precisi in questo caso? Beh, insomma, si parte sempre dall'N2, però io penso che se tu, un pilota, insomma, vada forte con l'N2 e va forte perché è proprio la base, l'inizio di tutto, però non è da sottovalutare perché è molto difficile. Tutti pensano ma l'N2 è facile. Non è facile perché poi ci sono appunto tanti piloti e lì siamo in 16, 20 ogni tanto in classe, quindi ti mette alla prova e quindi ti devi sempre andare al massimo. Quest'anno qualche programma, Coppa Rally di zona, oppure devi ancora decidere? Ma allora parto sicuramente col Carnia, Alpi e Piancavallo, poi vediamo, in teoria dovrei andare a fare il Dolomiti, ma lì vediamo quanto budget ho ancora con gli sponsor, però le gare di casa sicuramente le faccio. Beh, lo scorso anno non è andata male comunque. No, l'anno scorso il Carnia, allora sono partito un po' cauto per il problema contro il Piancavallo, però andando avanti con le prove mi sono sempre sentito più a mio agio e alla fine ho concluso, mi pare, in quinta posizione, però mi sono divertito tantissimo. Perciò quest'anno è tutto rilanciato a livello di sfida per i tuoi avversari in classe N2, ricordiamo derivati da serie 1600. Beh sì, io non voglio mai essere quello che dice sono il più forte, però è bello confrontarsi con gli altri piloti e poi c'è comunque rispetto tra di noi e se tutto va bene posso dire la mia.